2 anni e 2 mesi di reclusione oltre a una multa di 1.400 euro. È stata accolta la richiesta di giudizio abbreviato presentata dalla difesa della ventenne padovana italo-tunisina che lo scorso dicembre aveva rubato una barca da trasporto carica di pacchi natalizi ormeggiata in erbaria e poco dopo si è schiantata prima contro le colonne alla base del ponte di Rialto, mandandone in frantumi 3, poi contro i gradini che scendono in acqua. Una manovra folle compiuta in stato di alterazione che non provocò però feriti. Bloccata poco dopo dagli agenti della polizia locale mentre cercava di scappare tra la folla, la ragazza aveva dichiarato di non ricordare nulla, di averlo fatto perché sentiva delle voci. La giudice ha anche riconosciuto la costituzione di parte civile del comune di Venezia, cui la donna dovrà risarcire i danni. Il tribunale ha disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro, rinviando al giudice civile la quantificazione definitiva.